Che cosa renderò al Signore per tanti benefici che mi ha dato? Prenderò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Suor Maria aveva a cuore questo salmo, il 116, che racconta proprio di lei. Oggi nella diocesi di Nacala, in quella che è conosciuta come la missione di Carapira, è stato celebrato il funerale di Suor Maria de Coppi. Vogliamo questa sera, uniti a tutti i parenti, gli amici, le sorelle della famiglia comboniana, i sacerdoti, rendere grazie per il dono che abbiamo ricevuto nel conoscere Suor Maria. La sua testimonianza di un amore incondizionato fino alla morte. Una vita donata per quello che era per lei, il suo popolo, la sua gente. Uniti in preghiera, iniziamo con il canto 513, Servo per amore. Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Vi saluto tutti confratelli carissimi, familiari di Suor Maria, componenti dell'Istituto Comboniane, nuova famiglia e famiglia carissima di Suor Maria, e tutti voi cari fratelli e sorelle che siete qui presenti. Saluto anche le autorità civili che sono qui presenti. Siamo qui, come è stato ricordato, per celebrare la Santa Messa di suffragio per la nostra sorella. Questa mattina sono state celebrate le esequie nel paese dove è stata uccisa. Ci uniamo spiritualmente alla preghiera di quella popolazione che lei ha tanto amato e servito. Prepariamoci a vivere bene questa messa, anzitutto chiedendo umilmente il perdono del Signore. Signore, nostra pace. Kyrie, Kyrie, eleison.
Cristo nostra Pasqua. Christe, Christe, eleison. Signore nostra vita, Kyrie, Kyrie, eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Padre di carità e di gloria, ti raccomandiamo l'anima della tua figlia Sor Maria, che ha risposto alla tua chiamata e a te si è consacrata interamente, perché tu l'accolga donandole la grazia di vedere Cristo, suo sposo, e di godere della sua presenza per l'eternità. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Parola di Dio. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore
e la mia carne esultano nel Dio vivente. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore. Perché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore. La tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Queste parole le abbiamo ascoltate nella prima lettura, tratta dalla lettera di San Paolo apostolo ai Corinti. Non è per me un vanto, un capriccio annunciare il Vangelo, è una necessità che mi si impone.
Ecco, io credo che queste parole possono benissimo essere poste sulle labbra di Suor Maria. Annunciare il Vangelo per me è una necessità che mi si impone, una necessità che non nasce dal fuori, ma nasce da una relazione personale con il Signore Gesù che lei aveva incontrato in giovane età e mai aveva interrotto. Per ben 59 anni lei ha annunciato il Vangelo senza stancarsi, senza risparmiarsi, anzi procurandosi l'appellativo di una persona, come abbiamo letto nei giornali di oggi, di ieri, troppo impegnata a diffondere il cristianesimo. Non so se sia vera l'attribuzione che viene fatta di questa frase agli estremisti islamici, ma certamente è verosimile che Suor Maria fosse stata percepita come una che diffondeva il Vangelo, che diffondeva il cristianesimo. Certamente con le parole, certo, ha curato molto la formazione, molto, ma soprattutto con la vita, con l'amore verso le persone, con la dedizione incondizionata e gratuita, quella che Gesù ci insegna e che se noi testimoniamo annunciamo il Vangelo. Troviamo un'altra frase che mi ha molto colpito proprio per la sua vicinanza all'esperienza di Suor Maria. Pur essendo libero, dice San Paolo, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti per salvare ad ogni costo qualcuno. Ecco, anche queste sono parole che sentiamo profondamente vere non solo per Paolo che le ha pronunciate, che le ha scritte, ma anche per Suor Maria. Qui scappano tutti, ma io resto ancora. Così avrebbe detto al telefono proprio prima di venire uccisa. Io resto ancora, resto qui. E mi è venuta in mente questa riflessione, cioè che gesti di bontà siamo capaci almeno qualche volta di farli tutti quanti. Ma perseverare in questi gesti, continuare a farli anche quando questo diventa pericoloso, addirittura quando mette in gioco le nostre abitudini, la nostra vita stessa, questa è una scelta non facile, tutt'altro che facile, che richiede una convinzione profonda, soprattutto una fede profonda, cioè la fiducia nella promessa del Signore. Chi perde la vita per me e per il Vangelo la salverà. Ecco, io credo che sia senz'altro questa la convinzione che ha animato il cuore e la vita di Suor Maria, infondendo in lei un coraggio, una forza d'animo davvero straordinarie, di fronte ai quali tu resti veramente sorpreso, colpito, stupefatto. In lei, mi veniva in mente, si è realizzato alla lettera, direi, quanto dice il prefazio dei martiri: il sangue versato a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, il suo, come quello di tanti altri uomini e donne nella storia, questo sangue manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio. Suor Maria era debole, non era una giovane, forte, robusta, era ormai anziana, pur sana, ma debole perché anche inerme, disarmata, armata solo della sua fede, del suo amore. Riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio. Qui scappano tutti, ma io resto ancora. Invochiamo la fedeltà misericordiosa di Dio perché accolga Suor Maria fra i santi del cielo, una martire,
cioè una testimone fino al sangue. Questo è stata Suor Maria, e così noi la presentiamo al Signore chiedendo a Lui la grazia che anche oggi il sangue dei martiri sia seme di nuovi cristiani. Una frase molto antica di Tertulliano: il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani, perché è la cosa più convincente, è la cosa più credibile. Ma sia anche seme, questo sangue, di nuovo slancio nel vivere il Vangelo da parte di chi l'ha conosciuto, noi, che abbiamo bisogno di questi segni, di questi, non per cercarli, ma quando vengono ci colpiscono, e guai a noi se rimaniamo indifferenti. Sia seme di nuovo slancio, di nuovo impegno di vita cristiana, di vita missionaria anche per noi. Fratelli e sorelle, come nella morte di Cristo, anche nella nostra morte era chiusa la promessa della risurrezione. Invochiamo il Dio dell'alleanza con le preghiere che la fede ci ispira. Preghiamo insieme e diciamo: Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci. Per nostra sorella Maria, che il Signore ha chiamato a diffondere nel mondo la fede in Lui e il suo amore, e che ha vissuto fino in fondo la sua vocazione, perché il Signore le dia il premio che le ha promesso. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per tutti i cristiani che il Signore chiama a dargli testimonianza, sopportando la persecuzione, perché nel martirio di Gesù trovino la forza di seguirlo. Preghiamo. Per tutte le popolazioni, e in particolare quelle del Mozambico, che Suor Maria stava servendo, che sono devastate da chi, servizio di ideologie perverse e di interessi economici e per sete di potere, fanno loro del male, perché trovino giorni di pace e di serenità e perché i persecutori si convertano. Preghiamo. Per tutti i popoli della terra, perché superando le reciproche diffidenze sappiano spartirsi con equità le ricchezze materiali, intellettuali e culturali date loro da Dio. Preghiamo. Per i popoli del mondo occidentale, che confidando troppo in se stessi non danno più retta a Gesù, perché ritornino a Lui con tutto il loro cuore. Preghiamo. Per tutti noi che partecipiamo a questa liturgia e che siamo commossi dalla testimonianza di Suor Maria, perché sappiamo vivere con più coerenza la consacrazione a Dio che abbiamo ricevuto nel battesimo. Preghiamo. In vita e in morte siamo Tuoi, o Padre. Confermaci in questa fede e accogli la nostra sorella Suor Maria insieme ai santi nella gloria del Tuo regno, per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Padre, i nostri doni, perché la nostra sorella Suor Maria sia associata alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del suo amore, e vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e sacrificando la sua vita ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, presbiteri e diaconi. Ricordati della nostra sorella Suor Maria, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, in particolare Ivan, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, San Michele nostro patrono, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Cantiamo ora insieme con fede la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Con uno sguardo, una parola, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, agnello di Dio,
l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
Preghiamo. Per la potenza di questo sacrificio che ti abbiamo offerto, concedi, Dio Onnipotente, che l'anima della nostra sorella, Suor Maria, liberata da tutti i peccati, ottenga la gioia dell'eterna luce per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione conclusiva, non solo le condoglianze, ma anche un ringraziamento, anzitutto alla famiglia naturale di Suor Maria, famiglia De Coppi, una famiglia molto numerosa, molto solida, dovunque io l'abbia conosciuta, col Maggiore di Tarso, Santa Lucia, ma anche in giro per la diocesi, ho incontrato di De Coppi, sempre ho incontrato persone molto solide umanamente e spiritualmente. D'altra parte, la statura spirituale di Suor Maria non può essere semplicemente un caso, oppure un frutto della grazia che ha travolto la natura, ma si fonda proprio su questa bella base. Grazie per questa bella tradizione cristiana che la famiglia De Coppi ha trasmesso a Suor Maria, Padre Paolo, tra l'altro, che ce n'è anche un prete, e a tante altre persone, e anche alla Chiesa. In secondo luogo, grazie alla famiglia della parrocchia di Ramera, a cui è sempre stata molto legata e affezionata. Tant'è vero che la presenza lo testimonia di voi. Grazie a questa comunità che è cresciuta e ha respirato i primi passi della fede, la ricerca vocazionale, e poi ha mantenuto sempre un legame spirituale. E poi in terzo luogo, grazie alla famiglia dell'istituto, della congregazione delle Comboniane, nelle quali ha realizzato la sua vocazione di consacrazione missionaria e l'ha sempre vissuta con grande fedeltà, con grande generosità, con estrema dedizione fino alla morte. E proprio adesso una rappresentante delle suore Comboniane la invito a dire una parola. Possiamo sedere magari un attimo. Allora, io ho 51 anni di missione anch'io, perciò sono riuscita a conoscere Maria ancora poco dopo di lei essere arrivata in Mozambico. Sono stati anni belli, vissuti insieme, perché fin dall'inizio abbiamo aperto un'amicizia molto profonda e molto buona. Ecco, Maria si ricordava sempre di me, ma io ho due fatti molto importanti che per me ha dato lo spunto di quello che è Maria. Dunque io nell'80 sono stata sparata, anch'io. E io sono stata più fortunata di lei, sono riuscita a cavarmela con un braccio storto, ma sono ancora qua. La seconda è quando hanno rapito le sorelle nella mia comunità. Ero io che dovevo andare, ero già nel mirino. E invece sono arrivata in casa un'ora più tardi e hanno portato via due invece di portare via me. Quel tempo Maria era la responsabile della regione del Mozambico e mi è sempre stata vicina, sempre. Quasi tutte le settimane veniva là, vedeva il problema. Lasciamo.
no, non si può lasciare quando la gente ha bisogno. E allora andavamo avanti, finché sono arrivati per prendermi e non mi hanno trovata e hanno portato via altre 2 sorelle. Ecco, questi 2 momenti forti è che ci ha legato molto. Io sinceramente, dopo che è morta, non sono capace di dire un requiem eterna. Normalmente quando muore qualcuno si dice il requiem eterna, no? Io invece gli dico un gloria, perché sono sicura che è là. E da là ci guarda ognuno di noi con un amore infinito, come sempre ha amato i mozambicani. Grazie per questa opportunità. Guardavo durante la celebrazione a lei e gli dicevo: guarda Maria cosa ci hai combinato, ci hai riuniti qua oggi per celebrare il dono della tua fedeltà. E io sono stata accolta nella sua comunità quando sono arrivata in Mozambico, perciò al dirvi questo voglio dirvi che aveva una grande capacità di accoglienza. E un'altra caratteristica che mi porto dentro è di una donna che amava la terra, amava andare con le ragazze di cui lei ha avuto cura molti anni, andare nel campo, nella mashamba, preparare la terra, seminare la terra, vedere i germogli, germogliare la semente, avere cura delle piantine. Aiutava le ragazze a innamorarsi della terra, dei frutti della terra. Non si poteva andare via senza guardare, vedere, no? Il suo orto, quello che... E così era anche, quante volte siamo andati insieme nelle comunità, questa capacità di amare la terra, tanto che si è identificata così tanto con quella terra di Scipene, del nord del Mozambico, che il Signore l'ha fatta martire della Laudato Si. Siamo nel tempo della creazione, no? Dal 1 settembre al 4 di ottobre. E come ha scritto anche Gabriella, veramente penso che il suo amore e la sua passione per la missione è stata così grande che il Signore l'ha identificata, facendola martire veramente della Laudato Si, della terra, della cura della terra, terra che germoglia, ma anche terra nella cura dell'uomo, della donna, dei bambini, delle giovani. Grazie. Concludiamo questa celebrazione chiedendo che il Signore ci benedica e ci accompagni, rinnovi la nostra speranza anche in questo momento di dispiacere, di dolore, di sofferenza, aiutandoci a credere, come abbiamo ricordato, alla sua promessa: io sono la vita eterna, chi vive e crede in me non morirà per sempre, ma avrà la vita in eterno. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Vi ricordo che mercoledì prossimo, 14 settembre, sempre qui alle 8:30 ci sarà una veglia di preghiera in memoria di Suor Maria.
Amen.